Primo giorno degli esami di maturità, il tema di italiano e le tracce. Il videogiornale in alcuni istituti scolastici della città. Davide Saglia. Al via gli esami di maturità, con quasi 500.000 di studenti impegnati nella prima prova. Per l'analisi del testo è stato scelto un brano di Claudio Magris, tratto dall'Infinito Viaggiare, ampio diario che racconta i viaggi in giro per il mondo dello scrittore e giornalista triestino. Una scelta controtendenza, quasi a sorpresa quella del Ministero di preferire un brano di un autore contemporaneo, smentendo così le voci che vedevano molto quotati i soliti Quasimodo, Ungaretti e Pirandello. Il tema di attualità ha avuto come traccia la vita non è solo lotta di competizione, ma anche trionfo di cooperazione e creatività. Per il tema letterario è stata attenzionata la relazione tra individuo e la società di massa, attraverso testi di autori tra i quali Pasolini, Canetti e Montale, autori contemporanei e acuti ritrattisti della realtà dell'essere e della società. Il tema storico invece ha affrontato l'argomento dei cosiddetti BRICS, acronimo di Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, paesi caratterizzati da una forte espansione economica. La traccia del tema socio-economico è su Stato, mercato e democrazia. Anche qui testi a supporto di vari autori ed economisti contemporanei, tra i quali Krugman, Pirani e Zingales. L'ambito storico-politico tratta invece gli omicidi a sfondo politico. Si parte dagli omicidi di Mussolini e l'assassinio di Moro, passando agli eccidi avvenuti nell'ex Jugoslavia. Tra le tracce a disposizione dei maturandi presente anche il tema scientifico, incentrato sul ruolo della ricerca per lo studio del cervello, con allegati in riferimento al progetto Brain, illustrato dal presidente degli USA Barack Obama. Dopo tanti ripassi, notti insonni e gli spauracchi della vigilia, i maturandi hanno trovato delle tracce che nel complesso trattano tematiche attuali. Domani si svolgerà la seconda prova, che sarà diversa in base agli indirizzi di studio. Abbiamo sondato le sensazioni degli studenti al termine della prima prova. Com'è andata? Bene, si sperava in altro, però è andata bene. Cosa speravi? Si sperava in Dante, si sperava in Pirandello, invece nessuno, dei due. Quale tema hai scelto alla fine? Articolo di giornale, società di massa, individuo e società di massa, tipologia B. Quale tema hai scelto? Il saggio breve sugli omicidi politici comunque, che riguardavano anche Moro e l'avvento del fascismo con Matteotti. Ti aspettavi queste tracce e soprattutto pensi che siano state delle tracce fattibili o comunque nel loro complesso potevano essere magari migliori? No, potevano essere anche un po' migliori, comunque erano fattibili perché riguardavano vari ambiti comunque, come socio-economico, socio-politico, e comunque si potevano fare tutti. Com'è andata? No, è andata bene. La traccia scelta? Io ho scelto la tipologia B, quindi saggio articolo, ho fatto l'articolo della terza tematica che era ambito storico-politico. Per quanto riguarda la complessità delle tracce, pensi che erano tracce abbordabili? Ma sì, soprattutto della tipologia B, dato che vengono offerti una varietà di documenti, quindi uno ha pure la possibilità di affrontare degli argomenti che non conosce al 100%, comunque integra con le sue conoscenze con i documenti e quindi alla fine l'elaborato viene bene. Ecco. Com'è andata? Bene, è andata bene, ho scelto il quarto punto, che era l'ambito quello tecnico-scientifico. Le tracce erano esposte bene, quindi non è stato molto difficile. In base alle aspettative che avevo, la paura, l'ansia, è andato bene su per giù. Tu invece come hai trovato le tracce? Le tracce devo dire che sono state, impossibili, perché non mi aspettavo queste tracce così difficili, però comunque c'è stata una traccia che era l'argomento del secondo argomento di politico-sociale, che era facile perché abbiamo studiato questo argomento durante l'anno e quindi è venuto molto semplice appunto sviluppare questo argomento. Quale tema hai scelto? Un tema sulla ricerca, sul cervello, sul corretto funzionamento del cervello, sulle malattie, eccetera. Hai trovato difficoltà nelle tracce oppure ti sono sembrate abbastanza fattibili? Abbastanza fattibile, difficoltà, un po' la confusione in testa, però vabbè, alla fine dai, si può fare. Per oggi è andata bene. Com'è andata? È andata benissimo, alla grande. Quale tracce hai scelto? È un saggio breve, l'individuo e la massa collettiva, diciamo. Come hai trovato le tracce? Magari ti aspettavi qualcosa di diverso? Hai trovato difficoltà? Beh, io mi aspettavo, sinceramente parlando, una traccia sul femminicidio, visto che i casi in Italia sono stati tanti, però purtroppo non c'era. Ma comunque sia, le altre tracce sono state tutte semplici,
Dopo l'ansia della vigilia? Siamo un po' più rilassati, domani economia aziendale, però ce la faremo. Come ha trovato rispetto agli altri anni le tracce fornite dal Ministero? Molto semplici, lineari nello svolgimento e anche nella comprensione, e anche molto gradite ai ragazzi perché subito hanno esultato. In rete si discuteva sull'attualità e sulla quasi contemporaneità di molti autori e molte tracce. Questo crede che abbia potuto destabilizzare o comunque sviare la preparazione dei ragazzi? No, diciamo che i ragazzi hanno subito colto al volo gli argomenti che sono contemporanei, anche perché poi li hanno svolti magari dal punto di vista storico-geografico nelle altre discipline, quindi sono andati già sul punto giusto per potersi orientare. Come ha trovato i ragazzi dopo il nervosismo magari iniziale? No, dobbiamo dire che rispetto ai tempi anche ai tempi miei, i ragazzi vivono con una parziale disinvoltura questo esame, anche perché il rapporto tra docenti e alunni e anche tra commissari anche esterni e alunni è molto aperto, molto empatico, quindi i ragazzi non si sono lasciati per nulla intimidire.